Sinceramente dispiace questa presa di posizione, questa decisione della Corte Costituzionale. Da parte nostra adesso andremo a rivedere e a riverificare eventualmente un percorso legislativo diverso, però la possibilità di esporre la bandiera veneta in tutti gli uffici pubblici mi sembrava una cosa di buon senso. Tra l'altro questi uffici pubblici, i servizi, l'esistenza viene pagata con le nostre tasse, con le nostre risorse, quindi non vedo che problema ci sia a esporre la nostra bandiera. Il primo a prendere la parola oggi è stato il vicentino Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale del Veneto. La bandiera di San Marco non svetterà più sulle prefetture, sui palazzi statali e degli organi pubblici nazionali. La Consulta ha cancellato l'obbligo di esporre il gonfalone, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge regionale veneta numero 28 del 5 settembre del 2017. Una disposizione che era stata impugnata immediatamente dal governo di centrosinistra guidato da Gentiloni. Ne era seguita una battaglia che ora sfocia con questo schiaffo al Veneto. Sì, uno schiaffo, come ha intitolato ieri sera Focus. Vietata la bandiera con Leon, una sentenza che ha scaldato il salotto del direttore di Rete Veneta, Luigi Bacialli, ma anche le piazze. I giudici hanno escluso che lo Stato possa essere costretto dal legislatore regionale a fare uso pubblico di simboli che la Costituzione non consente di considerare come riferibili all'intera collettività nazionale. E per questo, anche a Vicenza, sulla prefettura e sugli altri palazzi statali, presto verrà ammainata la bandiera di San Marco, un gonfalone che ha più di 1000 anni di storia, l'unico al mondo con la parola pace. Un legame col territorio, con le tradizioni, un simbolo che anche i vicentini oggi difendono. Effettivamente è un simbolo, insomma, è una cosa da sempre, per cui non vedo il motivo di toglierla. C'è sempre stato, perché cambiare una consuetudine? Non esiste. Poi siamo veneziani, siamo veneti. Soprattutto, e questo è il nostro orgoglio. È un abuso il non permettere di esporre la bandiera di San Marco. Dovrebbe essere permesso, anzi dovrebbe essere una cosa normale senza avere nessun permesso. La Serenissima fa parte della nostra storia e quindi togliere il gonfalone è sbagliato, a mio avviso. La bandiera veneta? Bisogna che sia. E quindi deve star fuori anche se è il palazzo di governo? Certo, dappertutto, tutto il Veneto.